Ti ho visto, Stavros, per la prima volta una sera del 1979 al bar di San Callisto di Trastevere. A quei tempi, come ancora oggi, il bar pullulava di ragazzi e tu, con la tua figura austera, stonavi in quell'ambiente pieno di giovani estremisti in crisi con i valori della politica. La tua figura magra, il tuo volto scavato, gli occhi penetranti esercitarono su di me un'attrazione fatale. Trovai il coraggio di avvicinarmi e ti dissi che ti distinguevi in quel contesto. Mi rispondesti, niente affatto lusingato del mio complimento, che facevi parte, come tutti gli altri, del movimento. Mi accogliessi al tuo tavolo e iniziamo una discussione che durò tutta la notte. Seppi che eri un regista solo qualche mese dopo, quando fosti tu a chiamarmi e a rinnovare l'amicizia nata quella notte. Non ci fu bisogno di parole, non ti chiesi mai di diventare il tuo assistente, cominciammo a incontrarci tutti i giorni. Ogni mattina urlavo sotto la finestra della pensione di Ponte Sisto per svegliarti. Cominciavi la giornata con 2 caffè, scherzavi quando mi raccontavi che avevi scelto l'Italia alla Francia come terra d'esilio proprio per il caffè. Non sarebbe mai nato in me il sogno di fare cinema se non ti avessi conosciuto, Stavros. Il cinema non era rappresentazione, ma messa in vita della libertà dell'essere e della tua libertà di uomo che viveva il tempo come possibilità di trascendere il quotidiano, il presente, la storia con la S maiuscola. Dopo la tua morte ho fatto spesso questo sogno. Eravamo al solito bar, tu parlavi di cinema, del grande cinema italiano, dell'Accattone di Pasolini, di Viaggio in Italia di Rossellini. Poi nel sogno mi meravigliavo, ti interrompevo e ti chiedevo: scusa Stavros, ma tu non eri morto? E tu mi rispondevi: no, non sono morto. Tu non sei morto non solo perché vivi nei tuoi film, ma perché vivi nella memoria di tutte le persone semplici che qua a Roma ti hanno conosciuto